Bene, allora buongiorno a tutti e benvenuti all'inaugurazione della sesta mostra di Sant'Ermacora curata dalla Proloco. Anche quest'anno abbiamo deciso, come da tradizione, di diciamo così, esporre delle fotografie. Inizialmente Sante viene da me, mi fa guarda una proposta, ho questo autore cristiano pugliese, fa delle fotografie diciamo così, dell'abitante del territorio e ho detto ma potrebbe essere interessante. Poi ho pensato bene e pro loco significa anche valorizzare il territorio e sempre di più l'ambiente, la fauna, la flora eccetera sono parti fondamentali del nostro territorio. E quindi quest'anno secondo me è un tema azzeccatissimo proprio perché va a far conoscere quelli che sono le nostre specie, in questo caso parliamo di uccelli, del nostro territorio pugliese, tant'è che anche l'autore Cristiano Pugneti, che è qui vicino a me, che ringrazio, ha detto che ha conosciuto delle nuove specie che non conosceva. Lui è nativo di Moggio ed è pugliese di adozione da 10 anni. E quindi anche in un territorio non proprio così troppo lontano ha conosciuto delle specie nuove, quindi questo è molto interessante. Io ringrazio per la presenza l'amministrazione comunale, il vice sindaco Zontone che oggi fa le leggi del sindaco, l'assessore alla cultura, l'europarlamentare Lizzi. Ringrazio soprattutto anche i volontari della Proloco che si sono adoperati per allestire questa mostra nel, diciamo così, specie per quanto riguarda come lo chiamiamo noi, il gruppo INPS, però parliamo sempre di gruppo INPS ma non parliamo mai di chi sono i componenti anche del gruppo INPS che voglio ringraziare. Allora, Santa è sicuramente che è il capo, chiamiamolo così, quello che ha gestito, diciamo così, tutto l'allestimento. Abbiamo Domenico, Leonardo, Loris, Adelio, Giampaolo, che sono queste persone che dedicano del loro tempo, anziché posare, lo dedicano al Proloco, quindi io li ringrazio veramente. Ringrazio anche Susanna, che non vedo presente, che è la collega di Santa all'Infopoint, che si è adoperata molto per questo allestimento. Naturalmente ringrazio Mirella che come sempre darà il suo contributo per delle riflessioni. Quindi niente, io proseguirei nell'inaugurazione dando la parola al vice sindaco Zontone. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Vi porto i saluti del sindaco che non è presente via qualche giornata, quindi mi ha incaricato di salutarvi. Sicuramente un complimento all'artista per le bellissime foto che ho avuto la fortuna già di vedere essendo fuori dall'ufficio del sindaco e che poi andremo a vedere tutti assieme. Un ringraziamento alla Proloco perché veramente ha fatto tanto quest'anno, sappiamo che ci sono stati diversi impegni e anche qualche difficoltà e quindi grazie per quello che state facendo e per quello che farete anche per la festa di Sant'Ermacora. Il gruppo, non mi piace tanto il gruppo INPS, il gruppo dei lavoratori che hanno più tempo libero è essenziale nella vita delle associazioni, senza di loro non potremmo fare veramente niente, quindi grazie di cuore e continuate così perché il Puglia ha bisogno di voi e delle vostre, di quello che fate per l'associazionismo in generale, ma proprio per la Proloco e per la comunità intera. Quindi ringraziandovi senza dilungarmi troppo e senza andare nello specifico della mostra che lascio magari all'assessore Guerra che sicuramente è più preparato di me, grazie all'artista e concittadino, quindi un onore per noi avere questa sua mostra in visione. Buon proseguimento a tutti. Grazie vice sindaco, passo la parola all'europarlamentare Lizzi, anche assessore del comune di Puglia. Grazie Presidente, allora prima di tutto saluto i presenti e saluto Cristiano Pugneti e saluto la sua fotografia che ho visto per la prima volta sui social. Allora io vorrei fare questo piccolo passaggio perché oggi per me
è un motivo di grande soddisfazione, perché essendo lui e la sua famiglia arrivati da Moggio, forse aveva più occasioni di frequentare magari più le persone di prossimità rispetto all'abitazione o ai colleghi di lavoro. Quando ha cominciato a condividere le sue fotografie sui social, credo che molti di noi l'abbiano notato. Vorrei fare un elenco di alcune persone che lo avevano segnalato, quindi a un certo punto, io adesso non mi ricordo come, credo di averlo contattato attraverso questi canali, cosa che non faccio mai, però insomma ne valeva la pena, perché in quanto nuovo pugliese, bravo in quest'arte fotografica, volevo saperne qualcosa di più, perché vedevo delle bellissime immagini sul paese da parte di una persona di cui effettivamente io non sapevo molto. Quindi ci siamo incontrati davanti a un caffè un po' di anni fa. Quando è passato? Prima del Covid, sì, ma prima che io cominciassi anche questa avventura, tra virgolette, bellissima al Parlamento Europeo, e abbiamo bevuto un caffè e ci siamo scambiati 4 chiacchiere, e io all'epoca, vedendo questo materiale, gli chiesi: ma quante foto hai, al di là di quelle che hai condiviso? E all'epoca lo invitai a raccoglierne un po', a fare una selezione per cominciare a fare delle mostre, perché ho detto: dovresti farti conoscere in modo strutturato. E lui giustamente, credo che sia un po' perfezionista, guardo la moglie, magari potrà dire qualcosa di più, ha detto: sì, però ancora devo scegliere, voglio prendermi ancora un po' di tempo, mi piacerebbe, però forse lo scatto è venuto finalmente, perché evidentemente in questi anni anche altri, no, hanno fatto probabilmente le mie stesse riflessioni e l'hanno invitato a fare questo passo. Quest'anno possiamo conoscerlo un po' meglio, direi, oltre a quello che abbiamo visto, e apprezzare il suo impegno, quello che lui riesce a trasmetterci attraverso le immagini, anche la costruzione del suo percorso da fotografo, e ci fa vedere un aspetto della terra, direi che apprezziamo anche noi, ma che forse non ci fermiamo esattamente tutti i giorni a contemplare quanto meriterebbe. E dato che questo argomento, come immaginate, è anche un argomento che è una delle priorità dell'agenda politica europea, sono particolarmente felice che anche a Buia si faccia un momento di riflessione attraverso delle immagini che sono bellissime e che ci permettono di conoscere meglio sia la persona di Cristiano Pugnetti che la sua passione per l'arte fotografica. E da qui che non si dica che nessuno è profeta in patria a Buia, perché non è vero. A Buia noi amiamo, lo dirà meglio credo Gabri dopo, no? La buiesità culturale, amiamo scoprire i nostri talenti, e che da qui ti venga un percorso ricco di soddisfazioni, nella misura in cui tu riterrai di investire tempo, energie e probabilmente anche risorse. Nel frattempo, grazie per aver condiviso con noi questa tua passione. Grazie. E grazie alla Proloco, ovviamente, alla Perugia, senza ripetere tutto quello che è stato detto, perché capiamo il valore del volontariato, l'importanza dell'impegno quotidiano che voi dimostrate. Grazie. Bene, passo la parola all'assessore alla cultura Alberto Guerra. Grazie Stefano. Inizio unendomi anch'io ai ringraziamenti alla Proloco, pur sapendo di essere ripetitivo, però credo che non sia mai abbastanza, i ringraziamenti e i complimenti al lavoro che fate non siano mai abbastanza, e ogni momento sia quello giusto per poterlo ribadire. Se poi il momento è la presentazione della sesta, se ricordo bene, sesta mostra mostra fotografica di Sant'Ermacora, questo è ancora più piacevole per
quanto mi riguarda come assessore alla cultura. Ormai le mostre di Sant'Ermacora sono diventate una piccola grande tradizione nel nostro comune e hanno, l'ho già detto in passato, in altre inaugurazioni, due funzioni soprattutto. Una è quella squisitamente estetica. Noi abbiamo un atrio comunale che è molto ben funzionale a quello che è diciamo così, la fruizione dal punto di vista amministrativo della struttura, però non è sicuramente un luogo dal punto di vista estetico così piacevole. Il fatto di poter avere per molti mesi all'anno la possibilità di esporre delle fotografie, delle belle fotografie come quelle che vedrete poi accedendo alla mostra, è sicuramente un importante motivo per andare avanti con queste progettualità. Il secondo importante motivo per cui è giusto fare queste mostre e andare avanti su questa strada è che sono in grado di farci conoscere autori del territorio che normalmente non conosciamo. L'artista l'ho conosciuto oggi, sono molto contento, avremo occasione oggi in futuro di aumentare la nostra conoscenza, però dicevo, ci dà la possibilità di conoscere artisti nuovi o nel caso di in alcuni casi anche di scoprire la vena artistica di compaesani che magari conoscevamo già. Questo è importante proprio per portare avanti quel discorso di salvaguardia e di promozione della buiesità culturale di cui noi buiesi giustamente ci vantiamo da tanto tempo. Nel caso della mostra di oggi, e approfitto a questo punto per ringraziare l'autore per aver voluto donare la sua opera per questa esposizione, la mostra di oggi ha anche un altro pregio, che è quello di mostrarci in un modo forse che al giorno d'oggi, in cui siamo freneticamente presi dal logorio della vita moderna, come dice qualcuno e come si diceva una volta, ha la capacità di mostrarci la natura e nello specifico l'avifauna locale. Se ho capito bene, sono per la maggior parte foto fatte sul nostro territorio, farci diciamo così, fissare in belle immagini queste meraviglie natura, queste piccole perle della natura locale che, come ho detto prima, a cui troppo spesso non facciamo più caso a causa proprio di uno stile di vita che è generalizzato, che non ci mette più in quel diciamo, contesto mentale di soffermarci e guardare quello che effettivamente la natura ci può dare, ci mette quotidianamente, costantemente sotto gli occhi e ci dice: guardate, io sono così, abbiate rispetto di me e andiamo avanti in modo proficuo, e noi purtroppo spesso non lo facciamo. Quindi questa mostra ha anche questo importante merito. Quindi concludo con un ringraziamento ancora all'autore, un nuovo ringraziamento e un complimento agli organizzatori, e niente, adesso diamo la parola a chi farà sicuramente un intervento più approfondito del mio. Grazie Alberto, e io voglio scusarmi personalmente e ringraziare la presenza di Annalisa Balandini, che è la delegata del Consiglio regionale delle Proloco, delegata dal Presidente Pezzarini, e mi scuso per non averla ringraziata precedentemente, è una mancanza mia, e quindi la voglio ringraziare adesso. Passo la parola a Mirella Comino per l'illustrazione della mostra. Grazie e buongiorno a tutti anche da parte mia.
come ha già anticipato il Presidente De Bellis, inauguriamo questa 6ª edizione di un'iniziativa che la Pro Loco sta portando avanti con impegno proprio per solennizzare la festività di Sant'Ermacora, e lo fa dandosi delle modalità e delle finalità che sono abbastanza precise, che devono essere compatibili con gli scopi statutari che parlano di valorizzazione del territorio, e questo si è già capito. Ci sono in particolare 3 indirizzi di impostazione nell'organizzazione di questa mostra annuale. La collocazione della mostra nel Palazzo Municipale, ed ha un suo senso. La scelta di ricorrere alle opere di autori pugliesi oppure vicini a Buia, legati a Buia in qualche modo, e soprattutto l'attenzione per il messaggio dei contenuti che vengono proposti dalla mostra. Tutto questo è, come ho detto, legato dal denominatore comune della festività di Sant'Ermacora. Ecco. Ricordiamo che il Vescovo Ermacora, tanto per capire in che modo c'entra con la nostra buiesità questa festa, il Vescovo Ermacora, martire del primo cristianesimo aquileiese, è ufficialmente il patrono della regione Friuli Venezia Giulia dal 2001, con una delibera del Consiglio regionale. Però la tradizione della sua devozione è molto più antica. È antica per quanto riguarda l'arcidiocesi di Udine, la diocesi di Gorizia, e all'interno di essi viene stabilito il patronato, riconosciuto il suo patronato su diversi paesi e città del Friuli, tra cui Buia, appunto. E a questo punto apro anche una parentesi per capire meglio come si è sviluppata questa tradizione. È una tradizione che ha preso forza soprattutto in ragione della concessione patriarcale di tenere una fiera annuale qui a Buia. Era una concessione preziosa che spettava di solito soltanto ai comuni importanti, Gemona, Venzone, quelli che erano lungo grandi vie di comunicazione, che potevano beneficiarne tutto l'anno. Una volta all'anno viene concessa anche a Buia, e questo il 12 luglio proprio per ricordare la presenza della festività di Sant'Ermacora. Ma come è diventata così importante questa festività da chiamare gente anche dal di fuori dei confini pugliesi? Pietro Menis, che ci racconta le nostre vicende del passato in modo sempre documentato, ci dice che c'è stata una sorta di sostituzione delle devozioni. Mi spiego, qui a Buia c'era la devozione a San Vincenzo Ferreri, un santo di cui si dicevano grandi cose, che quindi attirava gente da un po' da tutto il Friuli. Si diceva di lui che era un miracolo se non faceva miracoli, quindi naturalmente era importante per la devozione popolare, e attirava gente, come ho detto, praticamente da tutta la regione, anche perché era patrono dei contadini e dei muratori, quindi delle principali professioni che erano in voga in quegli anni. San Vincenzo Ferreri è a cavallo tra il 300 e il 400, quindi la sua devozione si è stabilita intorno alla fine del 400. E quando poi avvenne, la gente che veniva qui si accorse che c'era la possibilità di onorare San Vincenzo
ma la fiera coincideva con il 12 luglio e quindi la fiera era legata a Sant'Ermacora. Ecco che una devozione ha lentamente sostituito l'altra. Si veniva qua, si rendeva omaggio a San Vincenzo, però nello stesso tempo c'era la fiera di Sant'Ermacora e quindi diciamo è avvenuta quasi spontaneamente questa trasformazione che ha portato poi a riconoscere una grande posizione di priorità per Sant'Ermacora rispetto al precedente santo, di cui oggi si conserva, credo ancora, non sono sicura se una reliquia, ma sicuramente un'immagine nel Duomo di Buia. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire, vedete, che dietro ogni evento, dietro ogni festa, dietro ogni momento che vive la comunità, c'è sempre dietro una storia importante. E quindi la solennità di Sant'Ermacora ha davvero una forza storica nell'identità di Buia, una forza che ha subito diverse trasformazioni nei secoli, perdendo magari nel tempo, soprattutto nella seconda metà del Novecento, i connotati strettamente religiosi per diventare forse altro, ma per essere comunque un momento di coesione nella comunità. Ed è ovvio che nel corso di queste trasformazioni siano state prese molte iniziative per dare solennità alla ricorrenza, iniziative portate avanti in diversi modi, ma sicuramente sempre con passione e con creatività nel corso dei decenni. E la Pro-Buia oggi prende in carico l'eredità di queste iniziative, cercando di dare continuità appunto a questa mostra fotografica e ad altre manifestazioni che sono in calendario ogni anno. Il Palazzo Municipale è simbolicamente la casa di tutta la comunità e quindi la collocazione tra queste mura di una esposizione fotografica si può considerare sicuramente adeguata. La partecipazione di fotografi, che siano professionisti, che siano amatoriali, pugliesi di nascita o pugliesi di adozione, è altrettanto adeguata, perché si ripropone di portare alla luce i talenti che vivono sostanzialmente nella nostra comunità e che magari ci passano accanto e di cui noi sappiamo anche poco. Soprattutto la richiesta di proporre contenuti relativi al territorio è una scelta importante e significativa. Nelle edizioni precedenti di questa mostra sono stati trattati temi molto diversi, temi storici, tradizioni, momenti di vita, ma anche elementi dell'ambiente e del paesaggio, sempre però riferiti alla realtà pugliese, oppure dei dintorni, insomma, perché è molto difficile per certi argomenti mettere dei confini. Nella mostra di quest'anno abbiamo sentito che espone le sue foto Cristiano Pugnetti, che ormai è nostro concittadino, che centra pienamente l'obiettivo di farci conoscere meglio la realtà dalla quale noi siamo circondati tutti i giorni. Ecco, Cristiano racconta di sé nella breve biografia che accompagna la documentazione della mostra e afferma lui stesso di non essere un fotografo professionista, ma un appassionato autodidatta che ha fatto esperienze tecniche ed esperienze espressive, come tutti i fotografi, e si è addentrato un passo dopo l'altro in settori diversi, sia nel linguaggio fotografico che nella ricerca e nel trovare gli strumenti più giusti per la sua capacità espressiva, quindi anche da un punto di vista tecnico. L'argomento trattato nelle immagini, che dovrebbero essere, se Cristiano non mi corregge, 27, è l'avifauna locale, e anche questo l'abbiamo già capito.
In verità i temi naturalistici non sono del tutto nuovi nella serie di queste edizioni di mostre fotografiche. 2 anni fa Fabrizio Marcuzzo aveva esposto immagini di vita animale ripresi nelle acque, nel cielo, sulla terraferma. Oggi il campo si stringe e si stringe ai soli abitanti del cielo, gli uccelli, di cui Pugnetti cerca di scoprire le abitudini e i segreti. Dopo sarà lui stesso a darci brevemente ragione delle inquadrature nelle quali ha immortalato un frammento di vita di queste creature che normalmente sfuggono alla possibilità di lunghe osservazioni. In linea di massima io posso dire che oltre alla nitidezza con cui in queste immagini gli animali prendono proprio la scena, diventano protagonisti. Ecco, io colgo soprattutto in queste immagini la fugacità, il movimento, il dinamismo che vengono fermati dallo scatto fotografico. È possibile così conoscere nuove specie o specie che ci passano accanto e di cui non ci accorgiamo, ma anche riconoscere forme, profili, colori, proprio guizzi di vita che ci volano intorno e che a stento riusciamo a cogliere nella rapidità dei loro passaggi. C'è nella mostra, sempre curata da Pugnetti, un'ottima didascalizzazione, molto accurata, con i dati che riguardano la specie, il luogo e il tempo di ripresa, e quindi le immagini sono anche documentate molto bene per avere anche un valore didattico importante. Sappiamo che chi sceglie la fotografia di indirizzo naturalistico sa che deve rendere fruibile il suo lavoro ad un eventuale pubblico e lo deve fare non solo realizzando un'opera di buona qualità artistica, cioè compositiva, estetica, ma deve anche riuscire a cogliere la peculiarità vitali, direi, del soggetto ripreso, in modo che susciti interesse, qualche volta sorpresa e sicuramente anche emozione. Pugnetti ottiene esattamente questi risultati attraverso i suoi lucherini, oppure i rapaci in volo, le cicogne, i colori della ciccia allegra, queste aperture d'ali sempre sorprendenti, no? E soprattutto gli scambi di comunicazione che intercorrono fra i protagonisti delle immagini con il loro linguaggio del tutto naturale e specifico. Ma io ho trovato che ciò che sorprende di più nel suo racconto è la profondità dell'attenzione con cui si accosta in punta di piedi alle abitudini degli uccelli fotografati e dice esattamente che lo fa per imparare i segreti della loro esistenza e quasi entrare in sintonia con loro, per capire che sono ricchezza e bellezza, che ci vivono intorno, sono qui sulla porta di casa. E ci accorgiamo così che in queste immagini i colori non sono meno belli di quelli degli uccelli tropicali, per esempio, e i portamenti in volo non sono meno maestosi o meno curiosi o meno vivaci di quelli delle specie che hanno maggiore visibilità e che magari troviamo continuamente sulle riviste. I dialoghi che questi uccellini si scambiano per rubarsi il cibo, per i corteggiamenti, per qualunque forma della loro vita, sono davvero sorprendenti. E allora io mi trovo a pensare che c'è una sensibilità
quasi francescana nell'accostarsi alla scoperta del valore di queste piccole creature che riempiono il nostro paesaggio quotidiano e soprattutto i nostri cieli. Basterebbe pensare cosa sarebbero i nostri cieli senza il volo degli uccelli. Basta pensare alla tristezza che lascia il cielo vuoto quando se ne vanno le rondini, no? Per capire. Quindi questo ci stimola un poco a guardare con altri occhi quello che ci sta vicino. Ed è proprio questa sensibilità che trapela nelle immagini di Pugnetti, che dunque va oltre l'attenzione scientifica, oltre l'attenzione didattica, oltre addirittura l'attenzione estetica, per cogliere esattamente il carattere del soggetto che viene fotografato. E quindi possiamo considerarlo davvero un invito ad aprire gli occhi e a stupirci di quello che è quotidiano, di quello che vive nel nostro ambiente. È così, proprio guardando da vicino, che ci abituiamo a cogliere il bello di ogni giorno e ad amare la natura, non con la ridondanza di tante parolone mondiali che sono diventate a loro volta ormai stereotipi, anche se vogliono combattere gli stereotipi, ma ci accostiamo a tutto questo proprio con la fragranza della partecipazione alla vita e soprattutto alla vita di qui, di tutti i giorni, di noi che ci guardiamo in faccia. La vita del nostro paese, la vita di Buia. Ed ecco che allora l'obiettivo è veramente centrato. È anche un augurio con cui ci possiamo accostare alla mostra e coglierne il meglio. Grazie. Grazie Mirella, splendida come sempre. E passo la parola adesso all'autore, a Cristiano Pugnetti. Spero che sia l'ultimo, no? Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per la partecipazione a questa che è la mia seconda mostra fotografica. In particolare voglio ringraziare il signor Santeosso, tutta la Proloco di Buia, il gruppo IMSS, che mi hanno offerto l'opportunità di farmi conoscere attraverso questi miei scatti, e non meno il Comune di Buia che mi ha gentilmente concesso questi spazi espositivi. Come avete intuito, il tema conduttore della mostra è la bifauna friulana. Dalle tante ore di pazienti appostamenti sono scaturiti molti fotogrammi, alcuni dei quali ho voluto trasferire su questi 27 pannelli. Si sono immortalate alcune specie di volatili molto presenti nel nostro territorio, molte delle quali fotografate proprio qui nel Comune di Buia. Noterete alcune caratteristiche che si possono scoprire fotografando queste specie, per esempio la bellezza del piumaggio del cardellino, il caratteristico possente becco spezzaosso del magnifico frosone, l'irruenza del lucherino femmina che si manifesta quando intenta scacciare le specie simili per possesso del cibo, la gioiosità del volo del coloratissimo crucione, la pazienza della cinciarella nell'invocare il piccolo. Attraverso l'obiettivo si riescono a scorgere particolari di madre natura che a occhio nudo e soprattutto nella fretta quotidiana non riusciamo a notare. Vi ringrazio di nuovo e auguro a tutti una buona visione. Se mi fa piacere vi invito a lasciare le vostre impressioni sul libro delle firme che trovate qui nel banchetto sopra. Grazie a tutti. Grazie. Bene, concludendo questa inaugurazione, ringrazio anche la presenza dei consiglieri di maggioranza e opposizione del Comune di Buia, che vedo qui numerosi seduti, e naturalmente voglio dare un pensiero allora, cominciamo naturalmente dalle signore, alla nostra Gabri che ci ha come sempre illuminato. E naturalmente un
cesto anche al nostro autore. Grazie. Bene, adesso prima di salutarci usciamo e proseguiamo al primo piano dove faremo il taglio del nastro, l'inaugurazione della mostra fotografica. Dopodiché ci spostiamo insieme, per chi ha piacere, al Bar al Duomo per un rinfresco, per un saluto e due chiacchiere. Grazie.